La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca. A Varese maxi operazione della squadra mobile, stroncato un traffico di cocaina, 9 gli arresti e ascoltiamo allora tutti i particolari che vengono spiegati dal dirigente della squadra mobile Silvia Passoni con immagini realizzate da Angelo Puricelli e dalla Polizia di Stato. Una ventina di soggetti, anche alcune donne. Che anche loro erano attivamente impegnate nell'attività di spaccio di stupefacenti e in particolare la singolarità un po' di questa indagine che ha consentito di individuare 3 gruppi familiari composti da 3 o 4 persone. Chiamata San Fermo 2, analoga era già stata svolta nel 2015. Abbiamo individuato in particolare 3 gruppi familiari composti da 3 o 4 persone, tutti impegnati nell'attività di spaccio, in cui anche le donne hanno avuto un ruolo di rilievo, soprattutto laddove i maschi erano in carcere. La pagina dedicata all'emergenza Covid, i dati di oggi in Lombardia, 2.603 i casi di persone trovate positive su 40.677 tamponi processati, indice di contagio del 6,2%, 88 i morti. Per quanto riguarda i ricoveri, una diminuzione di 6 pazienti in terapia intensiva, siamo a 371, flessione di 36 pazienti, negli altri reparti siamo a 3.537. Sono anche guarite 1.714 persone, però gli attuali positivi in Lombardia aumentano di 801 unità, siamo a 49.839. Gli ultimi numeri riguardano le province. Varese oggi al terzo posto con 229 nuovi casi, al primo posto c'è Milano con 712, al secondo Brescia con 419. Veniamo alla cronaca giudiziaria, ci occupiamo del processo che vede la 57enne badante dell'ex sindaco di Gornate Olona, Damiano Ferioli, accusata di circonvenzione di incapace, maltrattamenti e sequestro di persona. Il pubblico ministero Arianna Cremona oggi ha chiesto 3 anni e 4 mesi di reclusione, sostenendo che Claudia Ceccotti, la badante, è colpevole di tutti i reati contestati. La badante, assunta a metà del 2016, nel maggio del 2017 fu adottata dal suo assistito, che aveva a disposizione 2 immobili, 3 terreni, 390.000 euro tra conti correnti, fondi, titoli, polizze vita e una pensione di oltre 3.000 euro al mese. Ferioli è morto il 1 gennaio del 2020 a 81 anni. In tribunale a Varese c'erano i suoi parenti, il fratello e la nipote, costituitisi parte civile. Gli avvocati di parte civile parleranno nell'udienza del 19 febbraio, quando arriverà la sentenza. In chiusura allo sport, la pallavolo. È iniziata proprio in questi momenti la partita della UIBA nel campionato di A1 femminile, partita esterna contro Trento. Su questo evento sportivo ampi servizi sia su Prealpina.it, già questa sera e poi domani sull'edizione cartacea della Prealpina in edicola. Bene, era questa dunque l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi. Il TG di Prealpina.it torna domani alle 13. A tutte e a tutti l'augurio di una buona serata.